Ciao a tutti, sono Ernestina dalla Corteluccio e benvenuti a una nuova puntata di Ernestina dalla fine del mondo, eccellenze dolomitiche. In questa puntata parleremo di una festa nazionale molto importante, 1° maggio, festa dei lavoratori e del lavoro. Tanti emigranti bellunesi hanno svolto diversi lavori all'estero, tramandando ai suoi discendenti antichi mestieri e saperi. Queste eccellenze dolomitiche diventano un marchio di qualità in tutto il mondo, come i gelatieri bellunesi, i lavoratori nelle miniere, costruttori e tanti altri. Il 1° maggio si ricorda anche un lavoratore molto caro agli italiani, San Giuseppe. La Chiesa vuole onorare a questo importante lavoratore per la fede cattolica in una ricorrenza molto sentita. Come tanti dei nostri ascoltatori su Radio AVM Voci delle Dolomiti già lo sanno, il 1° maggio è una festa internazionale molto famosa che da più di un secolo ci ricorda l'importanza del lavoro e dei lavoratori. La storia di questa festa nasce negli Stati Uniti il 1° maggio del 1886. A Chicago si sono riuniti un gruppo di operai confermando uno sciopero che voleva rivendicare migliori e più umane condizioni di lavoro. Per 3 giorni ci sarà una vera e propria battaglia tra la polizia di Chicago e i lavoratori. Con tanti spari di pistola e perfino un ordigno, lo sciopero si trasformò in un evento che indignò gli operai di tutto il mondo. Circa 11 persone persero la vita nel massacro di Haymarket. Le autorità condannarono a morte alcuni operai per la massacre. La notizia della sentenza di morte di questi operai, noti come i martiri di Chicago, si fa subito eco in tutto il mondo. Questo famoso sciopero divenne un simbolo delle rivendicazioni di migliaia di lavoratori che a fine 1800 lottavano per conquistare diritti e condizioni di lavoro migliori. Nel 1889, 3 anni dopo il massacro, divenne ufficiale in Europa la festa del 1° maggio e poi nel 1947 in Italia si stabilisce la data del 1° maggio come festa nazionale ufficiale col nome di Festa del Lavoro e dei Lavoratori. Dunque il 1° maggio è anche giorno di festa nazionale in molti paesi del mondo. Da quel momento in poi gli operai di Chicago hanno segnato la storia ed è sempre un'ottima occasione per ricordare il loro sacrificio e continuare a lottare per migliori condizioni di lavoro per tutti i settori della società. Ma il 1° maggio viene ricordato un lavoratore molto significativo della storia e principalmente per la fede cattolica. Il 1° giorno di maggio si ricorda anche San Giuseppe Artigiano. Il padre adottivo del bambino Gesù viene anche festeggiato il 19 marzo come protettore dei papà. Nel 1955, giustamente un 1° maggio, è stato il sommo pontefice Pio XII che decide attribuirgli il titolo di protettore degli artigiani e operai, proprio nel giorno della festa dei lavoratori. San Giuseppe era di professione carpentiere e accompagnò sempre la vita di Gesù. Nella figura di Giuseppe c'è stato sempre evidenziato un senso di dignità del lavoro, riconosciuto da sempre con molta gratitudine dalla Chiesa cattolica. Ad esempio, Gesù, nel Vangelo, viene chiamato il figlio del carpentiere e per la Chiesa è molto significativo poter ricordare il santo in questo giorno. Nella nostra epoca la Chiesa ha messo questo in rilievo con la memoria liturgica di San Giuseppe Artigiano, fissata il 1° maggio. San Giuseppe svolgeva il suo lavoro manuale con molta umiltà. Il Vangelo dà un accento speciale al lavoro artigianale, ricordando che non occorrono grandi opere per essere buoni e bravi, ma avere virtù comuni, umane e semplici. Onorare anche San Giuseppe lavoratore nella stessa data della Festa internazionale del lavoro ci invita a riscoprire la vera dignità del lavoro, di ogni lavoro. Come tutti quelli che per tanti anni hanno fatto gli immigranti fuori la loro terra. Negli ultimi secoli milioni di persone si sono viste costrette a cercare fortuna in altri paesi del mondo. Il lavoro è un argomento di fondamentale importanza, rappresentando il motore di quasi tutte le ondate migratorie. La ricerca di nuovi orizzonti e nuove opportunità di una vita migliore hanno sempre spinto agli uomini a spostarsi, pure nelle latitudini più lontane. Una volta nelle nuove destinazioni, tanti migranti dovevano cercare un lavoro e certamente gli italiani non hanno mai rifiutato qualsiasi lavoro.
L'emigrante provava una grande gratitudine verso la terra che li accoglieva e lo dimostrava lavorando duramente. Prima di salutarvi, vogliamo inviare i nostri migliori auguri di buona festa internazionale del lavoro e dei lavoratori a tutti. E un nostro pensiero speciale va rivolto a chi l'ha perso e a tutti quelli che hanno dovuto reinventarsi lavorando in un modo mai pensato per poter andare avanti in questi tempi così difficili. Chiediamo a San Giuseppe che per sua intercessione che tutti possano trovare un lavoro. Cari amici, oggi la nostra puntata finisce qui. Vi aspetto la prossima settimana. Se volete rivedere le nostre puntate, potete cercarmi nelle reti sociali dell'associazione Bellunesi nel Mondo e anche sui miei social di Facebook e Instagram con il mio nome, Ernestina Dalla Corteluccio, o anche sul mio canale YouTube Migranti TV. Vi aspetto. Intanto io vi saluto da qui, dalla fine del mondo. Arrivederci amici. E come dice il nostro motto, vicini e lontani, mai soli. Ringraziamo Ignazio Dalla Corteluccio per la musica e il montaggio e Patrizia Lucio alla regia.